Salve a tutti! Ricordate il nostro video sul miracolo dello schiavo di Jacopo Tintoretto, conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia? Ve ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Ebbene, quel dipinto fa parte di un ciclo meraviglioso, ma i vari capolavori, in origine nella Scuola Grande di San Marco, sono oggigiorno sparpagliati in diversi musei. Sempre alle gallerie, tuttavia, troviamo un altro magistrale dipinto di quello stesso ciclo, ancora una volta uscito dal pennello del Tintoretto. Si tratta del trafugamento del corpo di San Marco da Alessandria d'Egitto. Due mercanti veneziani decidono di rubare il corpo del santo e di portarlo a Venezia per sottrarlo alla furia degli infedeli. Eccoli dunque che trasportano a braccia il corpo dell'Evangelista, aiutati da un servo e da un distinto signore elegantemente vestito di rosso. Chissà chi rappresenta costui. Il gruppetto ha di certo fretta. Grazie allo scoppio di una provvidenziale tempesta, nel fuggi-fuggi generale riescono a togliere il corpo del santo dalla catasta di legna approntata per bruciarlo. Il cielo, greve di nuvoloni neri, riflette il bagliore rossastro dei lampi. Le persone in lontananza, tratteggiate con rapide pennellate, fuggono per mettersi in salvo, qualcuno nella corsa cade. Date uno sguardo alle architetture sullo sfondo. A noi ricordano qualcosa. Immaginate ora di ammirare questa enorme tela dal vivo. E dalle foto, in effetti, non si deducono certo le dimensioni, né si percepisce la corposità del colore o il vigore della pennellata. Se venite a Venezia, non mancate di visitare le gallerie dell'Accademia. Speriamo di potervici presto accompagnare di persona. Nel frattempo, continuate a seguirci. Ciao!